Passiamo all'interpellanza numero 5 della consigliera Capozzi. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ho fatto questa interpellanza per capire se sono intervenute delle modifiche riguardo alle considerazioni fatte rispetto al progetto di riqualificazione e ampliamento dell'ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'IRCS materno-infantile Burlo Garofalo. L'oggetto dell'intervento di riqualificazione e ampliamento prevede la ristrutturazione complessiva delle 2 torri di degenza, la realizzazione di una struttura di collegamento tra le 2 torri di degenza, la realizzazione della nuova sede della Camera iperbarica, la realizzazione della nuova sede dell'IRCS Burlo Garofalo, la realizzazione di un parcheggio e la modifica della relativa viabilità. Tutto questo intervento verrebbe realizzato in danno della pineta di Cattinara. Porterebbe all'abbattimento di 400 alberi sani e maturi, cancellando una pineta, e questo è il dato, centenario, riconosciuta come bosco e che dovrebbe essere tutelata in quanto bene paesaggistico. Si toglierebbe un polmone importante proprio al quartiere di Cattinara. Ma anche guardando all'opera relativa al nuovo Burlo verrebbe frammentato in diverse sedi. Gli spazi sarebbero insufficienti per le attività, a nostro avviso, dell'ospedale materno-infantile, pertanto sono qui a chiederle se intenda bloccare l'abbattimento della pineta di Cattinara, se intenda anticipare la ristrutturazione delle 2 torri ospedalieri, se intenda ridiscutere il progetto di trasferimento del Burlo Garofalo. Un attimo. Basta, grazie. Grazie consigliera Capozzi, prego Assessore. Sarò estremamente chiaro perché so che non mi ascolta solo lei. Allora, io ti vedrei bene, Sindaco. È una vita che ti diverti tu. Allora, sarò molto chiaro, con grande rispetto alle opinioni di tutti. Io questa operazione me la sono trovata. Quindi io non è che esprimo giudizi sul fatto di condividere o non condividere. Questo è un progetto che ha una storia, credo molto lunga, credo che il Sindaco Cosolini ne sia ben a conoscenza, ha ottenuto tutti i pareri delle amministrazioni competenti e penso che questo Paese dovrebbe abituarsi a concentrarsi sul fare le cose invece che ridiscutere ogni volta, perché significa non andare avanti. Quindi la mia intenzione è quella di non interrompere procedimenti che già faticosamente stanno andando avanti a causa di una condizione esogena che è quella che ha determinato la crisi dell'impresa che doveva realizzare quest'opera, la quale tutti abbiamo letto sta fortunatamente uscendo da questa condizione di crisi con i piani di rientro che sono in corso di definitiva approvazione da parte degli organi competenti. Quindi lei mi chiede di bloccare l'abbattimento della pineta di Cattinara, ma se io blocco rivedo tutto. A parte le responsabilità e le ragioni per le quali io dovrei fare questa cosa, andando incontro anche alla comune responsabilità del fatto di interrompere un percorso amministrativo approvato con tutte le autorizzazioni da parte di chi ne aveva titolo. Perché quando si fanno le cose, poi bisogna capire quali sono le responsabilità che vanno attorno a queste cose. Ma al di là delle responsabilità, qui c'è un'opera che è progettata e ha le autorizzazioni e addirittura contrattualmente è affidata a un'impresa che la deve realizzare. Qualsiasi buon principio, prima ci ricordava Conficoni che abbiamo ceduto rispetto alla realizzazione dell'ospedale di Pordenone, su quali i soldi li abbiamo messi noi, nella giunta Tondo. Ma io cosa avrei dovuto? Interrompere il procedimento dove secondo me l'ospedale di Pordenone stava meglio realizzato in Comina. E io che cosa avrei dovuto? Interrompere quel procedimento che era avviato e aveva già un progetto approvato con l'impresa pronta a partire. Perché vedete, questa è un'abitudine curiosa, nella quale tutti quanti ci riempiamo la bocca perché c'è qualcuno che ci dice di fare queste cose. Allora, la responsabilità vuole, al di là della condivisione totale o meno delle impostazioni sul fatto che il Burlo vada a Cattinara, con tutte le conseguenze del caso,
io ho il dovere di procedere sulla continuità amministrativa. Il dovere e la responsabilità. E tutti quelli che si inventano soluzioni che servono a riempire qualche pagina di giornale in più o a contestare con la solita petizione, il solito comitato, sono un problema di questo Paese. E lo dico con rispetto. Ieri un sindaco al quale ho avuto da dire, credo di non aver avuto, c'è testimone Carlo Bozzonello, non credo di aver mai dato delle risposte così pacate come ieri, ho fatto delle considerazioni che sono diventate un caso di Stato. Quindi la realizzazione dell'edificio del Burlo comporta l'abbattimento di quella pineta, tra l'altro in una condizione di recupero ambientale che prevede la destinazione a verde con aree più ampie rispetto a quelle esistenti. Quindi non sono decisioni che ho assunto io, anche se mi assumo la responsabilità di dire che per la continuità amministrativa io ho il dovere di procedere. Anche a me piacerebbero tante cose che sono costretto a fare, vorrei farle in un altro modo, però quando faccio le cose in un altro modo devo considerare gli effetti delle cose che faccio e le conseguenze in ordine alle decisioni che assumo non facendole. Cosa dovremmo immaginare di ricominciare? Perché abbiamo resistito rispetto alla condizione della difficoltà nella quale si trovava la Rizzani De Eccher su quel cantiere? Perché sapevamo perfettamente, io mi auguro di essere arrivati in fondo a quel tunnel. Noi dietro la Rizzani De Eccher, dopo una risoluzione contrattuale con la prima delle imprese, non ne abbiamo un'altra. Voi avete idea di cosa significa ripartire da zero? Significa che Trieste l'ospedale non ce l'ha. Non ce l'avrà almeno per una ventina d'anni, non ce l'avrebbe per una ventina d'anni. Allora io penso che in tutte queste considerazioni, nel rispetto delle opinioni di tutti, alla fine il buon amministratore deve anche considerare queste cose, se siamo seri. Se vogliamo raccontarla un po' più grossa di quello perché ci conviene raccontarla, ognuno si assume la responsabilità di queste cose. Quindi è evidente che la realizzazione dell'edificio del Burlo comporta l'abbattimento della torre Pineta e il mantenimento della pineta è quindi possibile solo se non si procedesse con la realizzazione del Burlo. Noi siamo nelle condizioni di dire che quell'istituto che ogni anno fa fatica a guadagnarsi le sue certificazioni, le sue attestazioni nelle condizioni in cui si trova, potrebbe permettersi di ripartire da zero per garantire il proprio funzionamento? Questo è un elemento che entra nella valutazione complessiva che stiamo facendo di pubblici amministratori oppure no? Io credo di sì. Poi quando si parla anche della condizione di realizzazione delle opere, stiamo parlando, e qui lo dico con cognizione di causa, un conto è realizzare l'opera in un campo verde, un conto è realizzare un'opera in una situazione in cui l'opera nella quale viene realizzata la nuova opera deve comunque garantire l'esercizio delle funzioni dell'opera sulla quale deve intervenire. Quindi ha una complessità del funzionamento di coloro che devono lavorare, delle condizioni di sicurezza, dei percorsi delle persone, che è un incastro che ha una complessità, una delicatezza e un equilibrio che è costruito giorno dopo giorno a fronte di professionisti che si devono occupare di queste cose. Altra cosa è prendere un megafono, andare in mezzo a una piazza e a dire che non si è d'accordo su una cosa o su un'altra. Ma quello è un altro mestiere. Non è il mestiere della diligenza, della responsabilità della buona amministrazione. Quindi dentro questa cosa la ristrutturazione delle torri è possibile solo previa realizzazione dell'edificio Cube Hospital, avendo tale edificio anche funzione in sede provvisoria delle attività delle torri, perché noi sistemiamo le torri nella misura in cui realizziamo il Cube Hospital e siamo nelle condizioni di scaricare funzioni che vengono realizzate nelle torri in questo momento per essere provvisoriamente allocate nella struttura per poi intervenire nelle torri. Quindi tutto questo nel corso del cantiere. Quindi l'anticipazione della ristrutturazione delle torri, che vanno svuotate una volta per essere ristrutturate, è subordinata a questo presupposto. Tale vincolo è conseguente agli effetti della pandemia da Covid-19, sulla quale abbiamo deciso e stiamo procedendo di realizzare il Cube Hospital. La ristrutturazione delle torri infatti andava eseguita procedendo per mezza torre alla volta, una modalità non più attuabile in quanto la parte che andava cantierata ospita la terapia intensiva Covid realizzata durante la pandemia. Reparto da mantenere sino alla realizzazione di quanto previsto appunto nel Cube Hospital.
Allo Stato quindi non si può procedere per anticipare i lavori di ristrutturazione delle terze torri, delle torri esistenti. Mi fa un'ultima domanda dove dice se ridiscutere il progetto di trasferimento del Burlo insieme a tutti i portatori di interesse, inclusi sanitari, residenti e associazioni ambientaliste. Mi pare di averle risposto. Grazie Assessore. Prego consigliera Capozzi per la replica. Io ringrazio l'assessore per la risposta. Ovviamente rispetto a questo tema abbiamo punti di vista diversi. Per noi il Burlo andava riqualificato ma non depotenziato come lo si vuole fare e benché lei dica che si sia trovato un progetto fatto da altri, io le ricordo che il 14 ottobre del 2021 nella seduta della terza commissione lei dichiarò di voler considerare delle alternative rispetto all'abbattimento della pineta di Cattinara. Però lei aveva preso questo impegno, quindi null'altro, grazie. Grazie consigliera Capozzi, rimane comunque la parola a lei per la IRIS numero 24 che segue. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, ho presentato questa interrogazione perché l'8 gennaio del 2024 l'ASUG ha convertito in area di cantiere sia la strada adiacente alla piazza dell'ospedale triestino di Cattinara sia l'attigua fascia del parcheggio dipendenti. L'8 gennaio è comparso un foglio plastificato affisso sul cancello dove veniva, che è stato tolto poi l'11 gennaio, dove veniva appunto detto che il passaggio era chiuso, che rimarrà chiuso e che la conseguenza era l'avvio della realizzazione della terza torre. Ora nell'area di cantiere dovrebbe sorgere non la terza torre, ma bensì il corpo di collegamento dell'ospedale per adulti e la futura sede principale dell'ospedale materno-infantile Burlo Garofalo. Il 31 gennaio ricompare un nuovo telo recante tra l'altro appalto integrato per l'affidamento della progettazione con cui si fa riferimento anche alla missione numero 6 salute del PNRR finanziato dall'Unione Europea, includendo tra l'altro la terza torre Piastra Servizi Nuovo Burlo Garofalo. La stampa aveva riferito che a beneficiare dei fondi PNR sarebbe stata soltanto la terza torre e non anche la sede principale del nuovo Burlo e la Piastra. Pertanto io sono qui a chiederle a quali opere sia riferito il cantiere, se i fondi del PNRR siano volti anche alla costruzione della nuova sede principale del Burlo Garofalo con autosilo sotterraneo, rotatoria d'accesso e 2 strade laterali, se una simile opera sia compatibile con il principio che sottende ai fondi del PNRR, ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente, se si sia pensato a come a ovviare i rumori molesti prodotti dal nuovo cantiere a tutto il vicinato, infine a cosa sia dovuta la pozza d'acqua stagnante sul fondo della buca scavata davanti all'ingresso della sezione di medicina subacquea e iperbarica. Grazie. Grazie consigliera Capozzi, prego Assessore lei per la risposta. Io spero di essere prezioso in maniera che possa il suggeritore essere esausto dalle considerazioni tecniche che farò rispetto a questo. Allora, il cantiere di Coitrazzi è funzionale all'allestimento di una gru di cantiere e alla realizzazione della torre di collegamento tra le 2 torri esistenti. I fondi PNRR stanno nella missione 6 salute e sono relativi alla fase 2 del sublotto 1, dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste. Non sono volti alla costruzione della nuova sede principale del Burlo Garofalo. Non essendo finanziata dai fondi PNR, i principi di NSH non sono applicabili al caso di specie.
Nei confronti del rumore generato dal cantiere in oggetto vengono adottate tutte le misure possibili a mitigare l'impatto acustico, sia di carattere generale, valide per tutto il cantiere, sia specifici da attuare lungo i fronti critici. In particolare, i provvedimenti riguardano la scelta delle macchine operatrici, il posizionamento delle macchine operatrici, le fasce orarie di intervento, l'inserimento di barriere acustiche, ciò peraltro sia a riguardo dell'abitato circostante sia a riguardo dell'ospedale stesso. Ultima risposta all'ultima domanda, la pozza di acqua che insisteva sul fondo dello scavo realizzato in prossimità all'ingresso della sezione di medicina subacquea e iperbarica era relativa alle acque meteoriche. Bene, grazie Assessore per la risposta e a lei Consigliera Capozzi per la replica. Prego. Ringrazio l'Assessore per la risposta e sarà soddisfatto anche il suggeritore. Grazie.